Sono ancora tanti chilometri da percorrere prima del termine di questa lunga maratona, ma il cerchio comincia a stringersi per il campionato e per le due società più seguite del panorama dilettantistico messinese. Un saluto e ben ritrovati cordiali amici della Wii Sport. Davide Sottile vi presenta il derby più atteso del campionato di promozione Girone C. Dal Marullo di Visconte, Camaro, Città di Messina, entrambe le squadre stanno percorrendo questa maratona con un cammino da 100 metriste. I padroni di casa del Camaro giungono all'11ª giornata di campionato con 8 vittorie e 2 pareggi, 26 punti in classifica. Città di Messina che insegue a 2 lunghezze di ritardo con 7 vittorie e 3 pareggi, 24 punti. Camaro con il primo miglior attacco del campionato, 32 gol fatti e terza miglior difesa, 8 reti subite. Città di Messina con 21 reti fatte è il terzo attacco del campionato e la seconda miglior difesa con soltanto 6 reti subite. Andiamo ad analizzare i numeri personali. Il tridente del Camaro con Paludetti, Brigandì e Princi, 11 reti in 3 uomini. Tridente del Città di Messina con Amante, Arigò e Codagnone, anch'essi 11 marcature per 3 giocatori. Una partita che promette veramente spettacolo. Camaro che nel precedente impegno di campionato ha trovato agevolmente la vittoria in casa del San Biagio per 6-1. Città di Messina che in casa ha trovato sì la vittoria, ma al 90° con le reti importantissime di Codagnone e Arigò che hanno regalato i 3 punti alla squadra di Mister Basile. È quasi tutto pronto per cominciare il match e dirigerà questa gara il signor Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Cicero di Catania e Bonanno di Aci Reale. Sarà Arigò a dare il calcio d'avvio di questo match. Non contano più i numeri, adesso dovrà essere il campo a parlare. La prima occasione è per il Camaro con questo calcio piazzato affidato a Mondello, si coordina Princi col destro, ma la palla finisce sul muro della retroguardia del Città di Messina e ancora un calcio piazzato affidato ancora a Mondello col mancino, si fionda Brigandì che non ci arriva con la testa. Poi però dopo soli 12 minuti di gioco finisce questo derby per Davide Arigò che è costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto entrerà Libro. C'è un calcio d'angolo per il Camaro affidato ancora a Mondello, lo stacco è di Cappello questa volta che trova l'impatto col pallone ma non riesce a trovare la porta. Poi ancora la palla finisce al limite dell'area sul destro di Calogero che si coordina. Non crea preoccupazioni però a Simoni, ma è ancora però il Camaro che si fionda in area di rigore. Princi mette all'indietro il pallone per Paludetti che cicca la prima conclusione con il mancino, ma poi la palla gli finisce di nuovo sui piedi e non trova lo specchio della porta. Prova a rispondere il Città di Messina con Arena che gira il pallone per Codagnone che finisce sui piedi di Amante, ma l'assistente aveva sbandierato la posizione irregolare del numero 11 del Città di Messina. Poi c'è un calcio d'angolo ancora per il Città di Messina, la palla finisce in area di rigore, non riesce a essere indirizzata verso la porta. Poi c'è questa progressione straordinaria di Princi che è velocissimo sull'auto di sinistra, prova a entrare in area di rigore, a mettere questo pallone in mezzo, ma la palla è alta. Poi dall'altro lato però si gioca a ritmi elevati, Amante entra in area sull'auto di sinistra, supera un avversario, ne supera 2 ma non supera il terzo. E ancora il Città a spingere, a farsi vedere in avanti con la percussione di Libro che mette il pallone in mezzo, ma San Matrice riesce a bloccare la sfera. Poi c'è ancora un calcio piazzato per il Città di Messina affidato a Cardia che la mette in mezzo, ci prova a coordinarsi Mancuso, è bella la coordinazione che però non trova lo specchio della porta e il Camaro prova a rispondere così con il destro di Princi che finisce però largo. Poi c'è questa apertura, il tocco di testa, la palla finisce a Brigandì che la serve a Mondello, Mondello di nuovo in mezzo e Roberto Brigandì porta in vantaggio i neroverdi, un gol importantissimo che significa 1-0 per i suoi. Rivediamo la palla messa in mezzo, toccata da un difensore del Città di Messina, rimbalza davanti a Fragapane che forse per la complicità del terreno di gioco non riesce ad allontanarla e allora Brigandì si fionda come un falco e trova il gol dell'1-0. Prova a rispondere il Città di Messina che reclama un calcio di rigore su questo tocco di Cappello ai danni di Amante, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Qui ci prova da fuori anche Cappello col mancino, ma la palla finisce alta e per il signor Crezzini di Siena può bastare così. Finisce la prima frazione di gioco con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 che hanno condotto
meglio questo match. Sono in vantaggio. Qui rientra in campo l'autore del gol dell'1-0, sarà proprio lui a dare il calcio d'avvio alla ripresa, che si apre con questo calcio di punizione dal limite dell'area per il Città di Messina. Se ne incarica Cardia con il destro che supera la barriera ma non impensierisce San Matrice. Poi c'è un'occasione per il Camaro, ancora sui piedi di Brigandì, ma questa volta Fragapane integra il scivolato, gli dice di no. Prova a rispondere il Città di Messina ancora con Cardia che mette questo pallone in mezzo, arriva sui piedi di Arena che lo spinge in porta, ma il direttore di gara ravvisa un fallo di mano di Codagnone, che dal replay possiamo vedere che c'era, e arriverà il giallo per l'attaccante del Città di Messina. Qui ci prova Libro a entrare in area di rigore, sfida il diretto avversario, prova a calciare col mancino, la palla gira ma non abbastanza per impensierire San Matrice. Qui c'è l'apertura di Munafo all'indirizzo di Cappello che prova a cortinarsi con il destro. È un tentativo velleitario, inquadrato il mister Nello Basile, preoccupato in panchina. Poi ancora Città di Messina in avanti con Mantuso che si coordina col mancino, il miracolo di San Matrice. E poi Arena non riesce a ribadire in porta, doppio miracolo di San Matrice. Qui però perde un brutto pallone Fragapane, si fionda sul pallone, ma l'uscita provvidenziale di Simoni. Qui c'è il secondo cambio per il Città di Messina, esce Iovine, entra Ginacò con il 18, ma è ancora il Città di Messina a farsi avanti con Codagnone che mette il pallone in mezzo pericolosamente per Amante, che non ci arriva per un soffio, a un passo dal gol del pari il Città di Messina. E il Camaro però a rispondere con questo calcio piazzato, l'anticipo di testa è di La Rocca, che però non trova lo specchio della porta. C'è il terzo cambio per il Città di Messina, esce Fragapane, entra Ballarò e l'ultima mossa di Basile. Poi c'è questa azione del Camaro con Cappello che serve Princi vede l'inserimento di Mondello che la mette in mezzo pericolosamente, ma non ci arriva né Cappello né La Rocca. Occasionissima per il Camaro di chiudere la partita, prova a rispondere Cardia che la mette in mezzo, ma l'uscita di San Matrice, poi il pallone finisce sui piedi di Mancuso che prova a rimetterla in mezzo, ma San Matrice riesce a bloccare. Poi c'è dall'altro lato ancora un calcio di punizione e l'anticipo di La Rocca. Poi si innervosisce la partita e viene allontanato il mister Furnari del Camaro, e su questa tentativo di Libro poi c'è il Camaro che adesso vuole tenere la sfera lì. Il direttore di gara dice che può bastare così, il Camaro si aggiudica il derby per 1-0, un derby bagnato, allunga in classifica sul Città di Messina. Da Davide Sottile per la Wii Sport è tutto, un saluto e alla prossima!